Arrestato il pusher dei VIP, tra gli acquirenti ci sarebbe stato anche l'ex presidente dell'Ars, onorevole Gianfranco Miccichè, che però non è indagato. Il GIP Antonella Consiglio ha disposto una misura cautelare per 6 persone, alle quali vengono contestati a vario titolo diversi episodi di vendita e cessione di droga a clienti della Palermo Bene. Tra gli indagati c'è Mario Di Ferro, gestore del ristorante Villa Zito, accusato nel provvedimento di aver procurato e ceduto cocaina, tra gli altri, all'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, che non è indagato. Prima di poter dire qualcosa devo capire cosa c'è nell'inchiesta in cui non sono indagato, ma posso dire che sono dispiaciuto per Mario Di Ferro, è un caro amico che conosco e frequento da tanti anni. Andavo alle sue feste, che erano sempre molto divertenti, frequentate da tantissima gente e dove non ho mai visto della droga. Così dichiara l'ex presidente dell'Ars ed ex leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè. Sull'inchiesta a cui non è indagato su un presunto giro di spaccio di sostanze stupefacenti della Palermo Bene. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore del capoluogo Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido. Il procedimento nasce da una intercettazione disposta nell'ambito di un'altra indagine, da qui la necessità degli investigatori di avviare gli approfondimenti che hanno poi rivelato che il ristoratore era protagonista di un'intensa attività di vendita di cocaina a una selezionata clientela palermitana, attività che svolgeva nel suo locale e divenuto un luogo di spaccio. Si è arrivati così ad accertare diversi episodi di cessione di droga che l'indagato avrebbe realizzato con l'apporto di altre persone come Gioacchino e Salvatore Salamone, già condannati per spaccio in un processo sui traffici di clan mafiosi palermitani. Di Ferro si sarebbe rivolto a loro per rifornirsi dello stupefacente e avrebbe anche usato i suoi 3 dipendenti come pusher. Sia Salamone che i dipendenti sono indagati. Di Ferro sono stati dati i domiciliari, a Salamone la custodia cautelare in carcere, 3 dipendenti di Villa Zito è stato imposto l'obbligo della firma.